La tela del ragno. Il ragno è la burocrazia e lui è l'ultima vittima. Danilo Cestaro è un cittadino come tanti, rimasti imbrigliati nel groviglio amministrativo dopo essere caduti nella truffa delle targhe clonate. Ma non sono l'unico, perché sono andato a vedere su internet, è pieno di questi casi. Addirittura su Facebook richiedono di collaborare a questa. È un fenomeno che negli ultimi anni sta aumentando sempre più frequentemente, potremmo dire di aver trattato circa un centinaio di casi a riguardo e si tratta esattamente di clonazione della targa. Una storia come tante, emblematica quella di Danilo Cestaro da Mestre, multato a Napoli, senza esserci mai stato. Strano, sì, ma vero. So che è successo. Io ho ricevuto una multa per divieto di sosta perché la mia macchina, un Audi A6, era sul marciapiede di una via di Napoli, dove io a Napoli non ci sono mai stato. Ma lei è sicuro? È sicuro? Sicuro, sì. Per la precisione sicurissimo. Infatti, quel giorno, a quell'ora, Danilo Cestaro si trovava in un negozio a Mestre, dove per fortuna la fattura del suo acquisto può testimoniare per lui. Eppure, alla burocrazia non basta. Io ho documentato tutto, ho scritto tutto, ho messo anche i testimoni, ma non me l'hanno a cosa. Hanno detto che il verbale era compilato correttamente, cioè la procedura di scritturazione del verbale era corretta, ma non mi hanno detto che tipo di macchina corrispondeva, Burocraticamente era ineccepibile. La scartoffia era compilata in modo perfetto. Il cittadino intanto muore di sospensione. E adesso chi risponde dell'eventuale errore? Io devo assumermi tutte le spese di avvocato, di tempo perso. Oggi l'Associazione Difesa Consumatori ha attivato il prefetto di Venezia, che sicuramente cercherà di risolvere questo qui pro quo. Ma mai dire mai, siamo in Italia, dove la burocrazia ha sempre ragione. Per questo Danilo Cestaro è pronto anche al gesto estremo, demolire la macchina e non parlarne più. Sono andato dalla pubblica sicurezza e mi hanno detto: guardi che se però la targa è clonata le consigliamo di cambiare targa, perché noi stessi potremmo fermarla ogni volta e quindi o la targa potrebbe essere usata per colpi o in assicurazione o altre cose. Quanto costa cambiare la targa? Sono almeno 500 euro, se non di più, e quindi dovrei praticamente pagare una somma che non ha senso, che varrebbe più della macchina stessa che sto tentando di demolire tra poco, ma forse lo farò quanto prima.